Nella giornata di martedì 30 giugno, a Milano la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un quarantenne cittadino italiano per rapina aggravata. Il giorno precedente, intorno alle 12, l'uomo è entrato all'interno di un supermercato in zona ticinese, fingendo inizialmente di comprare delle birre. Giunto in prossimità delle casse, ha mostrato nella mano alcune monete, ma nel momento in cui la cassiera ha aperto la cassa, l'uomo ha repentinamente allungato un braccio, asportandone le banconote. La commessa ha provato a fermarlo, ma il quarantenne ha estratto un coltello dalla tasca sinistra minacciando la ragazza, sottraendo così la somma di 700 euro per poi allontanarsi. Sul posto sono poi giunti gli agenti delle volanti e della polizia scientifica per rilievi e accertamenti del caso. Rintracciato il giorno dopo la rapina, nei pressi di piazza 24 maggio, l'arrestato è risultato essere un cittadino italiano pregiudicato. Ad incastrarlo, le immagini del sistema di videosorveglianza ed un'impronta che l'uomo ha lasciato su una delle 2 lattine di birra che aveva finto di comprare. Il reo si trova adesso in carcere a San Vittore. Per le 4 squadre lombarde, la 30ª giornata di Serie A inizia sabato sera alle 21:45 all'Olimpico di Roma, con la sfida tra Lazio e Milan. Sontuosa la prestazione dei rossoneri che grazie alle reti di Çalhanoğlu, Ibrahimovic e Rebic si impongono con un netto 3-0 su una Lazio mai in partita e in costante balia degli uomini di Pioli. Serata tranquilla per Donnarumma, quasi mai chiamato agli straordinari, mentre monumentale la prestazione di Teo Hernandez, impeccabile nelle 2 fasi. I padroni di casa, privi di Immobile e Caicedo, si allontanano a -7 dal primato, mentre i rossoneri si portano momentaneamente al 6º posto. Nella sfida domenicale delle 17:15, l'Inter sprofonda clamorosamente 1-2 in casa contro il Bologna dell'ex Mihajlovic. Nella ripresa, gli ospiti in 10 rimontano l'iniziale gol di Lukaku grazie alle reti di Juara e Barrow. Nel secondo tempo, ancora sull'1-0, l'Inter sbaglia un calcio di rigore con Lautaro Martinez. Con questa sconfitta, i nerazzurri restano a -4 dalla Lazio, ma scivolano a -11 dalla Juventus capolista. Ad approfittare dello stop dei Meneghini, l'Atalanta di Gasperini, che passa per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Muriel sul difficile campo del Cagliari. La Dea, nonostante abbia faticato, con i 3 punti si porta a -1 dal terzo posto occupato proprio dall'Inter. In zona salvezza, vittoria casalinga fondamentale per 2-0 del Brescia contro l'Hellas Verona, grazie ai gol del giovane Papetti e del bomber Donnarumma. La squadra di Lopez abbandona dunque l'ultimo posto in classifica, portandosi a 6 punti di distanza dal quartultimo posto.